Mal di schiena, diamo il buongiorno e benvenuta a Sonia Dallanora, direttore dell'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Dottoressa, mal di schiena, oggi stiamo approfondendo il tema, no? Partiamo un po' dalle nozioni base e c'è una prima nozione base che spesso non si associa il termine lombalgia a mal di schiena, una grande sconosciuta, un po' il focus del suo intervento e un intervento che è mirato proprio a dare informazioni a noi che soffriamo di mal di schiena e nemmeno siamo consapevoli. Lascio la parola. Innanzitutto porto i saluti del direttore generale Mauro Filippi e del direttore sanitario dottoressa Francesca Ciraulo che per impegni istituzionali oggi non sono presenti. Sì, io affronterò questo tema. La lombalgia è una grande sconosciuta, ossia, se cortesemente mi viene improntata la prima slide. Ossia, della lombalgia si sa tutto, si sa nulla. Nella pratica clinica con i miei pazienti mi riportano tante impressioni, tante opinioni, ma come possiamo vedere, la lombalgia non è l'artrosi. Che cos'è l'artrosi? È una patologia degenerativa che si presenta col passare degli anni e ha l'obiettivo di limitarci il movimento e quindi va combattuta, ma non necessariamente corrisponde alla lombalgia. La lombalgia non è neanche la discopatia, cioè non è neanche la sofferenza del disco intervertebrale e non è neanche l'ernia discale. Molto spesso i pazienti vengono con queste paure, con queste convinzioni, ma dobbiamo necessariamente dire che sono solo dei fattori predisponenti al mal di schiena, alla lombalgia, ma spesso queste definizioni, artrosi, discopatia, ernia discale, sono asintomatiche. Nella prossima slide vediamo che cos'è davvero la lombalgia. La lombalgia è dolore. Il dolore che è compreso tra il margine inferiore costale e le pieghe glutee inferiori, qualche volta si estende anche la parte posteriore della coscia. E che cosa determina questo dolore? Determina un'impotenza funzionale, quindi l'incapacità di svolgere le attività della vita quotidiana. E questo è uno dei motivi per i quali l'utente, il paziente, rimane a casa, si assenta dal lavoro, come è stato detto da chi mi ha preceduto. Ehm, il dolore, il dolore ci dà un segnale. Come possiamo vedere nella prossima slide, è un allarme. È un allarme che durante l'evoluzione ha reso il nostro corpo attento a capire che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va, che la schiena ha qualcosa che va compreso e va capito. Nella prossima slide vediamo quali sono le tipologie della lombalgia. Si parla fondamentalmente di tre tipi di mal di schiena. La lombalgia acuta, che solitamente ha una durata che va dai 7 ai 10 giorni, può estendersi anche le 4 settimane, ma poi scompare, poi se ne deve andare. La lombalgia subacuta invece è quando il dolore lombare si protrae fino a 3 mesi dall'insorgenza. Si parla di lombalgia cronica invece quando il dolore va oltre i 3 mesi di durata. Se la lombalgia acuta può ripresentarsi, in quel caso si parla di lombalgia ricorrente. Ehm, Successivamente, nella prossima immagine, quando nella pratica clinica, quando ho i pazienti in ambulatorio, eh, bisogna togliere un po' di enfasi a questo Mm. sintomo, a questo Questo è un segnale. elemento È importante importantissimo, perché sì. si parte proprio da
questo punto. Quindi ci Esatto. vuole collaborazione da parte del Sì, paziente. bisogna assolutamente far capire al paziente che nella stragrande maggioranza dei casi non è una malattia grave, addirittura in letteratura dalla letteratura si evince che un caso su 200 è una patologia grave, quindi la stragrande maggioranza dei pazienti che vengono in ambulatorio non hanno un grave problema di salute, Però hanno tanto dolore. hanno tanto dolore. La lombalgia passa da sola, cioè l'evoluzione normale della lombalgia è quella di evolvere, di risolversi da sola, molto spesso con l'aiuto di farmaci antinfiammatori che velocizzano l'estinguersi di questo sintomo. Attenzione che la lombalgia può avere delle ricadute, come dicevo prima, la lombalgia acuta può essere ricorrente. Ma il Vediamo, fatto, mi scusi sì, dottoressa, che sia ricorrente è determinato perché è il frutto di una postura sbagliata, di un ecco, trauma, di ecco, abitudini scorrette, esattamente. perché almeno uno sa perché può essere e evita. È proprio lì che vorrei centrare l'attenzione. Vediamo nella prossima immagine la colonna, come ha spiegato bene il dottor Finocchiaro prima di me, è una struttura molto complessa. Ha una funzione nobilissima che è quella di proteggere il midollo spinale e le radici spinali, ma poi ha queste due importanti funzioni. Da una parte la stabilità, cioè dare sostegno al tronco, dall'altra la mobilità, cioè concedere movimento. Queste due parole, una è statica, l'altra è Come in dinamica, antitesi. sarebbero in antitesi e invece è proprio dall'equilibrio di queste due componenti che la schiena ha il suo benessere. Se queste due componenti entrano in contraddizione, compare il dolore. E vuol dire che la schiena è fuori forma, la schiena è fuori controllo e quindi va rimessa in ordine. È lì che la fisioterapia deve intervenire. Ed è Andiamo, lì che la sì. fisioterapia può essere una risposta. La fisioterapia è la Ah. risposta. La lombalgia è, come sono stata anticipata, dipende proprio dallo stile di vita. Dallo stile di vita in quanto specie, perché il mal di schiena è tipico della specie umana, e nel percorso evolutivo, nel passaggio dalla posizione E questo è il quadrupedica problema. a quella Che non eretta, siamo nati per essere in non siamo posizione nati, eretta, ci siamo esattamente. inventati noi questa. E c'è stata questa progressione e il problema è che il tratto lombare è quello che Ha dovuto ha adeguarsi. dovuto adeguarsi a questa nuova postura, a questa nuova posizione. Se il tratto lombare non viene mantenuto nella sua posizione funzionale, che è io dico ai miei pazienti, è una leggera curva in avanti come la pancia, non troppo, Sì, perché anche ok? questo bisogna imparare anche a sentirsi, Sì, perché esattamente. spesso gli errori posturali sono proprio perché non siamo in grado di governare il nostro È la corpo. Ci nostra sono parti che posizione. magari neanche immaginiamo di poter muovere e invece dovremmo imparare a, È questo, è la a consapevolezza, guidarle. bisogna rendere il paziente consapevole di qual è la struttura della colonna, in particolare il tratto lombare, per dargli i suggerimenti per riconnettersi alla sua colonna e capire come deve comportarsi. E quindi, e inoltre lo stile di vita personale, in questi anni vediamo come la nostra posizione tipica è quella seduta E poi e anche un po' curva, no? e Verso il anche curva, computer, verso. esattamente, e questo predispone inevitabilmente ai disturbi di schiena. Nella prossima diapositiva vediamo quali sono le 7 regole fondamentali per gestire il dolore acuto e per prevenirlo. Sono degli atteggiamenti che quando abbiamo mal di schiena adottiamo inevitabilmente perché la nostra centrale, no, la nostra centralina del cervello ci dice attenzione, se fai quello senti dolore. Inevitabilmente io, quando i miei pazienti vengono che sono in fase subacuta mi dicono: "Ah, effettivamente quando ho mal di schiena non trovo posizione, devo cambiare continuamente, non riesco a star seduto, non riesco a stare in piedi, non riesco a star sdraiato, non riesco a star semisdraiato, ma mi devo muovere, devo cambiare spesso posizione". È vero, devo evitare se mi piego in avanti non posso più rialzarmi, quindi devo evitare di piegarmi in avanti. Devo cercare di tenere le cose che mi servono alla portata, quindi non mi devo spostare eccessivamente. Non posso sollevare oggetti, chiaramente, troppo pesanti. Non posso ruotare il tronco, non posso fare torsioni perché altrimenti sento dolore. E quando sono seduto cerco sempre qualcosa che mi sostenga quella curva leggera in avanti. E devo evitare di sedere
sedermi in sedute basse perché poi rialzarmi diventa un problema. mi fa soffrire. Ma sono proprio queste 7 regole che dobbiamo osservare per prevenire. Per prevenire in fase prima che abbia un evento di lombalgia, ma anche per prevenire le recidive. Ho messo un po' di fumettistica nelle prossime slide che possiamo scorrere anche veloci. E quindi io in sede di visita ambulatoriale, dopo aver fatto una corretta anamnesi e aver escluso quelle patologie gravi che vanno inquadrate, in un vanno altro percorso assolutamente, che specifico. hanno un percorso specifico di inquadramento, di risoluzione o comunque di tentativo di risoluzione. Mi scusi, in che Sì. percentuale ci sono situazioni gravi e in che percentuale invece abbiamo queste Allora, lombalgie nel- risolvibili? nell'85-90% sono lombalgie risolvibili. Noi le chiamiamo lombalgia meccanica, da sovraccarico funzionale. La uso male, ho il dolore. Ecco. Qualche suggerimento su come stare seduti, cercare sempre un appoggio, stare correttamente posizionati e comunque sostenere la colonna con un appoggio posteriore, come piegarsi in avanti. È preferibile fare lo squat, è preferibile fare lo schermidore come ho fatto vedere, perché evito di alterare la statica della colonna. Come sto in piedi? Nelle postazioni tipiche del lavoro a banco, Sì. dovrò cercare di dotarmi di un piccolo sgabellino Per un alto dislivello? 10-12 cm, appoggiare in maniera alternativa i piedi in modo tale da mantenere in posizione movimento funzionale la colonna e vertebrale. la colonna vertebrale. Sollevare i pesi vanno sollevati con i corretti accorgimenti, quindi piegandomi sulle ginocchia e per tutti il peso superiore a 15 kg non dovrebbe essere superato. Ma sappiamo bene che non è così. Questa è un po' ancora un'utopia. Esatto, rilassarsi, non fumare, perdere peso e fare attività fisica regolare sono fondamentali. Quindi, riassumendo, la lombalgia si cura e si previene. Si cura con sicuramente una terapia medica nella fase acuta, nella fase dell'evento acuto, la terapia antinfiammatoria e la terapia antalgica sono fondamentali per far regredire velocemente il dolore lombare, perché se si instaura la cronicizzazione diventa molto più complesso poi correggere il dolore. La cronicizzazione dipende da che cosa? Dal fatto che non rispettiamo abitudini e quindi riportiamo la nostra schiena ad avere La cronicizzazione può sottendere a delle patologie particolari che sono in genere nella sfera reumatologica, ma molto spesso è non essere intervenuti adeguatamente nella fase acuta e e quindi non adottare quelle che sono le strategie preventive o terapeutiche. e bisogna tener conto che nel passare degli anni c'è un processo degenerativo Inevitabile, inevitabile, quindi esattamente. E io punto l'attenzione nel training fisico e nella terapia comportamentale, è qui che entra in merito la fisioterapia, è qui che va rieducato il paziente con esercizi che possono irrobustire la componente statica della colonna, ma anche la terapia comportamentale che si avvale dell'ergonomia, cioè dell'eupostura, della posizione corretta della mia schiena nello spazio, in modo tale da attuare le funzioni antigravitarie col minor dispendio energetico possibile, e l'igiene posturale, quelle strategie che io adotto e che ho presentato per evitare le acutizzazioni. Alla fine della mia visita io cerco sempre di sottoscrivere un contratto terapeutico col paziente. È vero, io visito, tolgo le paure laddove si possono togliere le paure, suggerisco una terapia medica, affido il paziente al fisioterapista, alla terapia fisica, però chiedo impegno. Ed è solo queste 4 componenti che messe assieme poi portano al risultato. E quindi l'attività fisica regolare, l'impegno costante per prevenire le recidive sono fondamentali. e il paziente sottoscrive questo contratto, poi lo mantiene, l'impegno c'è o Allora, l'impegno è in rapporto al dolore? il paziente sottoscrive il contratto quando io sono stata in grado di trasmettergli
le cose fondamentali. Intanto di far capire che cos'è la sua colonna e perché sta soffrendo in quel momento e devo dargli motivazione, devo motivarlo a perseverare in queste pratiche comportamentali quotidiane che sono vincenti e lo sono davvero. Sarebbe molto importante quindi sviluppare dei progetti di educazione comportamentale. Attualmente diventano fondamentali. Solo queste sono utili e diventano una strategia di riuscita e quindi sì, sono allineata con tutto quello che è stato detto. Adesso le faccio una domanda interessata. Io sono la postura giusta o... Sì, 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 sì. Io spesso, come vede, sto seduta non su tutta la seduta, Ma ma al termine per della mantenere... sedia. A meno che non ci siano dei supporti lombari corretti, che questi possono essere a livello della sedia sul posto di lavoro, ma anche in auto, l'auto per chi sta molto tempo seduto in auto, parlo di agenti commerciali, alcune auto sono strutturate per avere un supporto lombare, altre non lo sono, ma il suggerimento è quello di dotarsi di un supporto lombare sul quale io possa scaricare la colonna e la muscolatura. E il suggerimento, diciamo, più generalista può essere quello comunque di, se si è obbligati a mantenere una posizione per tanto tempo, però di fare delle pause Allora, in modo da dare continuità di movimento alla nostra colonna il vertebrale? consiglio che io do per chi ha un'attività lavorativa da seduto è quella di ogni mezz'ora alzarsi e fare una breve camminata e poi ricominciare il lavoro. E per chi invece ha l'obbligo di stare in piedi, perché abbiamo 2, no, tipologie? Come dicevo prima, dotarsi, se possibile, di un piccolo sgabello alto In 10-12 modo da centimetri in alternare. modo da alternare ed è un modo di fare movimento da fermi e quindi di ridare la posizione fisiologica alla colonna. Alla fine bastano piccole regole di cui dovremmo però ricordarci in tutti i momenti. È questa la sfida, è questo la motivazione che poi il paziente o l'utente che si rivolge all'ambulatorio Lo indirizza lo verso indirizza, verso la prevenzione esattamente, lo e quindi fa la cura anche. esattamente. Io ringrazio la dottoressa Sonia Dallanora, direttore dell'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione dell'ULSS 4 Veneto Orientale e ci rivediamo tra poco e andiamo avanti con le varie fasi di questo seminario.